Due sindaci, Loris D'Alto e Guido De Pad, che hanno realizzato questo incontro, questo gemellaggio, e che fa onore ai due sindaci, fa onore anche a colui che per primo ha avuto l'idea del muro di Ca del Poggio, che è Alberto. Sì, Alberto è una furia della natura, lo definirei così, in quanto a idee. Un'idea che è stata coniugata dalle due amministrazioni con l'intento di valorizzare i nostri rispettivi territori e il minimo comune denominatore rappresentato appunto dalla presenza nel territorio di Gerasberger e nel comune di San Pietro di Feletto di questi due muri. Il famosissimo, leggendario muro di Gerasberger, nel quale transitano annualmente importanti competizioni ciclistiche internazionali, e il muro di Ca del Poggio a San Pietro di Feletto, dove anche nel nostro caso ormai leggendaria salita, certificata, l'unica certificata da un protocollo che l'amministrazione ha fatto con la Federazione Ciclistica Italiana, nel cui muro passano anche in questo caso competizioni di importanza internazionali. Ne cito solo alcune che ormai negli ultimi anni ci hanno abituati con la loro presenza: il Giro d'Italia, il campionato nazionale del ciclismo professionisti, piuttosto che tante altre gare a livello internazionale. Ovviamente l'accordo, il patto di collaborazione che abbiamo siglato oggi con l'amico sindaco di Gerasberger, Guido De Pad, non vuole essere solo un gemellaggio sportivo, ma è un patto di collaborazione anche per la valorizzazione dei nostri territori dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista culturale e dal punto di vista enogastronomico. Sappiamo che il nostro territorio ha questa peculiarità, perché non promuoverla anche oltre i confini italiani, nella fattispecie nella regione delle Fiandre in Belgio. Grazie signor Sindaco. È con orgoglio che noi riceviamo qui il sindaco di questo paese che partecipa a questo evento che è molto importante. Dus we zijn zeer trots, zeer fier dat u deel uitmaakt van dit belangrijk moment. È un evento che con due muri unisce e non divide. Het is een bijeenkomst waarbij twee muren bij elkaar gebracht worden en niet afstand creëren. Ja, het is juist de bedoeling om mensen te verenigen, landen te verenigen, nationaliteiten te verenigen en op die manier positieve injecties te geven om samen te werken en onze verschillende regio's meer te laten prospereren, meer te laten groeien. È lo scopo di mettere tutte le persone insieme, non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. Signor Sindaco, noi la ringraziamo per il suo intervento e speriamo di rivederci presto al suo paese. We bedanken u voor uw aanwezigheid en we hopen je vlug in je eigen stad te zien. Ja, we hebben de afspraak natuurlijk om elkaar elk jaar te gaan ontmoeten. En we hopen dat er veel mensen van hier naar Gerasbergen komen. En ook dat er veel mensen van Vlaanderen naar hier in deze streek zouden komen. Con il gemellaggio ogni anno i rappresentanti si incontrano, ma speriamo anche che i turisti da qui vengono a Gerasbergen e anche viceversa. Grazie, molto onorato. E non è retorica senz'altro unire muri che uniscono e non muri che dividono. No, 28 anni fa noi stavamo brindando quando è caduto il muro di Berlino. Oggi è un gemellaggio fra due muri, San Pietro di Feletto, Ca del Poggio, Grammont in Belgio, Fiammingo, nell'area fiamminga, sotto l'aspetto sportivo, turistico, culturale, però credo che abbia una grande simbologia, la simbologia che il muro non sempre divide, il muro non è sempre un'ostruzione al vedere lontano, a vedere quelli che saranno i prossimi scenari. Questo è un gemellaggio che oltre a una grande importanza sportiva ha un grande senso politico, perché questa Europa che deve essere costruita ha bisogno appunto di queste iniziative. Applaudo al comune di San Pietro di Feletto, al comune del Fiammingo, che sicuramente hanno avuto e hanno visto lontano per poter veramente costruire le fondamenta di questa Europa. Grazie Presidente. Assessore, cosa le sembra di questa grande iniziativa? Io dico grande perché ho seguito tutta la presentazione e mi sembra un'idea geniale. Certamente sono due territori, comunità e nazioni di grande cultura sportiva e soprattutto nelle due ruote. Il ciclismo in Belgio e in Italia, ma in Veneto
e lì nelle due comunità che si sono gemellate è fondamentale per sviluppare non solo i talenti ma anche una cultura della pratica sportiva e della promozione turistica con i percorsi ciclopedonali e ciclabili per una promozione del paesaggio, dell'ambiente, delle tradizioni storiche dei territori, valorizzando questa grande passione che è il ciclismo. E quindi credo che Cadelpoggio con il muro che lega l'altro muro sia un'apertura anche di un'Europa che si costruisce dal basso, si costruisce dalle comunità locali, si costruisce dalla cultura sportiva che ha un valore educativo e pedagogico anche per le comunità e soprattutto muove anche un interesse turistico, economico, storico e culturale. Grazie per la sua presenza, grazie per la presenza della politica che oggi ha onorato questo evento, proprio perché la politica deve essere attenta a queste iniziative che elevano il territorio nostro ma uniscono anche i paesi. Ma certamente tutti i nostri comuni sono gemellati, si stanno gemellando in varie direzioni in Europa, sia per promuovere i legami storici che ci sono tra i nostri territori con le comunità gemellate, ma anche per costruire una cittadinanza europea dal basso. E quindi questo è un esempio oggi, lo sport unisce, le due ruote uniscono e avvicinano tutte le comunità europee. Grazie Assessore. Cosa le sembra di questo evento? Beh, una bella giornata di rapporti umani, sociali, turistici e anche economici alla fine. Sono lieto che il vettore di tutto questo sia la bicicletta e il ciclismo in particolare, con due paesi che si amano ciclisticamente parlando, di grandi tradizioni. Il Muro di Gramont rappresenta per noi anche la storia del ciclismo italiano, se pensiamo che abbiamo vinto il Giro delle Fiandre per ben 10 volte con dei campioni fantastici, il primo fra tutti il Leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni l'ha vinta per 3 volte in maniera consecutiva e poi piano piano in avanti Dino Zandecu per arrivare a Morena Argentin, Michele Bartoli, a Gianni Bugno, a Bortolami, a Tafi e per ultimo Alessandro Ballan. Quindi siamo entrati nella storia di questo Muro di Gramont e del Giro delle Fiandre in particolare, che peraltro quest'anno festeggia il centenario della prova, per cui siamo particolarmente felici e onorati che tante pagine siano state segnate con il tricolore italiano. E poi il nostro muro di Cadelpoggio, l'unico muro in Italia o l'unica salita in Italia che la Federazione Civistica ha voluto certificare con una targa. Particolare riconoscimento perché ovviamente si colloca in una zona del territorio trevigiano che per noi è molto cara come DNA, come popolarità, come numero di utenti di bicicletta sia a livello agonistico che per l'utilizzo quotidiano, ma soprattutto vuole segnare proprio un progetto sperimentale perché da qui possa partire una mappatura geodiagnostico referenziale con gli apparati che oggi si utilizzano per muoversi, per i famosi navigatori, che possa racchiudere un po' tutto quello che sono le piste ciclabili nel territorio. Questo è un progetto che è partito qualche anno fa e che oggi abbiamo grazie al Comitato Provinciale di Treviso con la presidenza di Ivano Corbanese e tutto lo staff voluto dedicare a Renato Beraldo, che è stato il primo che l'aveva immaginato, pensato e disegnato e ben spiegato da Fabio e da suo figlio, per cui siamo veramente felici di coniugare anche questo nuovo progetto che sicuramente porterà dei benefici a livelli turistici. Grazie Presidente. Abbiamo qui un rappresentante importante del CONI, il vicepresidente Guido De Guida. È una giornata fantastica, una giornata che ha gemellato due città e che ha alzato due muri, elevato due muri, ma abbattuto due muri. Certamente, e per noi è molto importante questo momento perché per noi la Scherma come CONI rappresenta veramente una delle forze del Veneto, è la federazione che forse più rappresentativa sia come quantità di iscritti ma specialmente come numero di riconoscimenti.
Insieme alla Scherma credo che sia la federazione del Veneto che abbia conquistato più allori a livello olimpico e complessivo, quindi per noi il ciclismo veramente è parte della nostra storia e del nostro presente, e questa iniziativa che guarda al futuro in maniera molto importante veramente ci fa piacere e dà il segno di una capacità organizzativa veramente forte e lungimirante, direi, da questo punto di vista. Grazie Presidente, un brindisi, un cin cin, un evviva a Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Assolutamente sì, il mare si vede quasi e il Prosecco è veramente buono. Si assaggia e si degusta. Esatto. Un momento straordinario che è, come dicevo al Presidente prima, che l'innalzamento di 2 muri per lo sport, ma l'abbattimento dei muri. Ma senz'altro, credo che questa sia un'iniziativa che una volta ancora possa illustrare a tutto il pubblico, e io ci metterei anche e alla politica, qual è l'importanza che lo sport può avere in tutti i settori. È il simbolo di 2 muri che uniscono invece di dividere. Certo. La dimostrazione che lo sport porta ad avere gli stessi interessi. Le due città hanno più o meno la stessa vocazione, e entrambe attraverso lo sport si sono fatte conoscere e hanno fatto conoscere quelle che sono le realtà e le potenzialità dei 2 territori. Il tutto attraverso un sorriso e una faticata in bicicletta. Grazie Presidente, un brindisi visto che siamo qui vicini nella terra del Prosecco e facciamo onore a uno degli artefici di questo risultato, di questo avvenimento, che è Alberto. Grande Alberto. Tu sei abituato ormai ai grandi eventi e questo è un evento straordinario perché innalza 2 muri che abbattono le frontiere. Beh, ancora una volta, grazie a questa grande intuizione qualche anno fa di partire con la volontà di unire questi 2 elementi di promozione di territori ma anche del ciclismo sotto un unico tetto, che è quello di un gemellaggio sportivo tra il muro di Grammont, famosissimo nel Giro delle Fiandre, e il muro di Ca del Poggio, reso celebre ormai dal Giro d'Italia in moltissime occasioni. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla regia della Regione Veneto, che ci ha dato una mano e ha creato dei collegamenti istituzionali internazionali che hanno fatto sì che il Ministero degli Esteri approvasse anche questo accordo. Oggi siamo qui per siglare questo accordo, caro Bruno, e che ci rende un po' felicissimi e onorati di questo primo mattoncino che spero che possa creare in pochi anni un circuito mondiale anche di questi accordi, quindi un circuito mondiale di muri che possano insieme creare un muro nuovo fatto verso quello che è la promozione del territorio, l'aggregazione per quelle che sono tutte le iniziative sportive e culturali. Noi siamo qui e oggi siamo attori di questa bellissima giornata e spero che tutti insieme possiamo andare avanti e vedere lungimiranti verso quello che può essere un progetto di promozione globale, anche se vi dico che la nostra salita, la salita simbolo della terra del Prosecco, oggi grazie anche a questa candidatura a patrimonio dell'UNESCO delle colline del Prosecco è ancora più importante perché può essere un tassello anche di promozione intrinseco a questo atto. Ecco. Grazie Alberto, Grazie sempre grande. Grazie a voi.